Parlare di industria del cemento a Vittorio Veneto vuol dire fare un percorso di esattamente 150 anni. L'inizio dell'industria del cemento a Vittorio Veneto è posta al 1858 e termina esattamente 150 anni dopo, nel 2008, quando la fabbrica posta sul lato sinistro del fiume Meschio, nei pressi della Pieve di Sant'Andrea, cessa definitivamente l'attività. Nel 1858 l'insediamento della fabbrica a quell'epoca si parlava di calce idraulica, non ancora di cemento, è dovuta all'opera di un giovane ingegnere francese, Giovanni Battista Croze, che era stato assunto da una società francese che lavorava per conto della Compagnia delle Strade Ferrate del Lombardo-Veneto e che aveva in concessione l'esercizio di tutte le ferrovie del Lombardo-Veneto e era incaricata anche della progettazione delle nuove ferrovie. Per costruire una ferrovia era necessario avere manodopera, tecnologie, materiali che a quell'epoca venivano dall'estero. Per cui appunto la ferrovia si avvalse di una società francese per la quale lavorava l'ingegner Croze. Lui fu incaricato di insediare una fabbrica di calce idraulica e la scelta cadde su Vittorio Veneto. Perché Vittorio Veneto? Perché Vittorio Veneto era un luogo le cui colline erano ricche di marna. Marna è la roccia che è un misto di calcare, carbonato di calcio e argilla, che è composta da aluminati e silicati di calcio, che era idonea per produrre la calce idraulica. La calce idraulica è un legante che si adopera in edilizia, che ha la capacità di indurire e di far presa anche a contatto con l'acqua, e quindi era idonea soprattutto per costruire ponti, fortificazioni, tutti quei manufatti che venivano a contatto con l'acqua. Appunto lui inizia nel 1858, dapprima come direttore dello stabilimento, 4 anni dopo prende in affitto, quindi si mette in proprio, e nel 1870 acquista addirittura lo stabilimento e produce calce idraulica. All'epoca la fabbrica impiegava circa 150 persone. Accanto alla produzione di calce c'era anche la produzione di tutta una serie di manufatti che erano piastrelle, laterizi in genere, tubi per condutture idrauliche, eccetera, che venivano fatti con gli scarti della produzione. Nel frattempo, però, nel 1878 comincia ad esserci la concorrenza. Bonaldi e Bagliana insediano uno stabilimento di calce idraulica nella stretta di Serravalle, dietro il Duomo, in prossimità del fiume Meschio. Hanno l'intuizione di scavare il colle di Sant'Augusta e di insediare lì vicino, quindi senza particolari spostamenti del materiale, l'officina per la produzione della calce. Qualche anno dopo entra in gioco la Società Italiana della Calce Idraulica e dei Cementi di Bergamo, che compra entrambe le fabbriche di Serravalle e dà avvio ad una produzione in larga scala, perché chiaramente mette una serie di sostanze economiche a supporto. E negli ultimi 2 decenni del 1800
l'industria del cemento a Vittorio Veneto è veramente una delle industrie di punta e serve a fornire la calce idraulica e poi il cemento, adesso ne parleremo a breve, per la maggior parte delle opere pubbliche del Veneto, ferrovie, centrali, caserme, argini e quant'altro. Che differenza c'è tra calce idraulica e cemento? Per entrambi viene utilizzata la marna. La differenza è che mentre la calce idraulica deve essere prodotta attraverso una cottura a 1000 gradi, per il cemento sono necessarie una temperatura di cottura di circa 1450-1500 gradi. Quindi di fatto la transizione avviene abbastanza in maniera graduale, soltanto con l'installazione di fornaci che raggiungono temperature molto più elevate. La produzione continua per tutto il Novecento. Nel frattempo la Società Italiana dei Cementi e delle Calci Idrauliche di Bergamo era diventata di proprietà della famiglia Pesenti e aveva trasformato la denominazione in Italcementi. E così rimane tuttora. Tanto è vero che i manufatti sono di proprietà di questa società. Come avviene la produzione del cemento? La produzione del cemento avviene attraverso l'estrazione della marna, per cui nelle colline di Vittorio Veneto noi abbiamo tutta una serie di cave. La prima è stata dietro il Colle di San Paolo, poi c'è stata quella di Costa. Quella più importante è stata quella alla cima del Monte Pizzocca, che ha richiesto chiaramente il trasporto a valle. Il trasporto a valle è stato effettuato attraverso una teleferica costruita all'inizio del 1900, lunga 6 km e con circa una cinquantina di piloni che si possono in qualche punto del tracciato vedere tuttora. E il materiale, attraverso dei vagoncini che correvano lungo questa teleferica, veniva portato alla fabbrica. Alla fabbrica il materiale veniva frantumato, macinato, omogeneizzato, poi veniva cotto e poi veniva ulteriormente ridotto in polvere fino ad arrivare al confezionamento e all'invio, diciamo, in tutta Italia e anche all'estero. Il trasporto avveniva di solito in ferrovia. Per questo motivo fino al 1925 esisteva un raccordo ferroviario tra la fabbrica dell'Italcementi e la stazione di Vittorio che congiungeva appunto le due realtà, e a ridosso della stazione ferroviaria di Vittorio Veneto c'erano tutta una serie di depositi che servivano per l'immagazzinamento prima dell'invio all'estero. La produzione cessa nella fabbrica di Vittorio Veneto nel 1972, la produzione diretta e quindi anche l'attività di estrazione delle cave. Poi nel 2008, dopo appunto circa 30 anni in cui veniva fatta un'attività di immagazzinamento e di confezionamento del prodotto che arrivava da altri stabilimenti del gruppo Italcementi, l'attività cessa definitivamente e abbiamo la realtà che vediamo tuttora, quindi un manufatto industriale abbandonato e il cui destino chiaramente è nelle mani della proprietà, ma anche di chi ha a cuore lo sviluppo urbanistico della nostra città.